Lei da legale si ritiene, immagino, soddisfatto di quanto ottenuto da Onichini? Gli stanno solo applicando un diritto per il quale aveva tutte le condizioni per accedere a questa misura alternativa. Ha avuto la misura alternativa con tanti mesi di ritardo rispetto a quando era maturato il termine. C'erano tutte le condizioni e non gli hanno regalato niente, anzi. Esulta la Lega di Padova, un po' per tutti i militanti del Carroccio è finalmente arrivata una buona notizia. Sono felice per i familiari, sono felice per la moglie di Walter Onichini, ma sono soprattutto felice per lui, perché grazie alla sua condotta, osservata in questo periodo non certo facile, all'interno del carcere, ha permesso ai giudici di accogliere la sua richiesta di affidamento in prova. Oggi è una giornata bellissima, Onichini finalmente esce dal carcere, è in affidamento in prova, però è un primo passo importantissimo. L'importante è che lui esca da quella galera e possa riunirsi alla sua famiglia, alla moglie che non sta bene, a cui va tutta la mia vicinanza e i miei auguri, e a Onichini un grande abbraccio. Forse oggi c'è un po' di giustizia per Onichini, che ha subito una delle più grandi ingiustizie del nostro paese.